Se sarà stata la cena decisiva lo si vedrà presto. Il tempo corre inesorabile e impone di chiudere a breve la strategia per Palazzo Balbi, la strategia di un centrodestra che mette a punto il motore per la corsa verso la riconferma e che mai come in questo periodo vive di scossoni che arrivano da Roma o da Milano. Sono gli scossoni del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, capace nelle ultime settimane di ridisegnare patti e alleanze. L'ultimo scenario è quello di una cena ad Arcore tra il nuovo condottiero del Carroccio e l'eterno condottiero di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dal quale sarebbe nato un abbozzo di accordo politico significativo. Guerra al governo Renzi a livello nazionale dopo la rottura del patto del Nazareno e alleanza per le regionali, Veneto in primis. Dopo le velleità di una corsa solitaria, potrebbe essere il momento del ritorno all'accordo con gli alleati di sempre. È evidente che tutti coloro che si ritrovano nell'area di centrodestra e quindi sono alternativi alla sinistra, a questa sinistra del governo Renzi, vogliono mettersi insieme, particolarmente in una regione come il Veneto, dove noi governiamo da molti anni. Un patto che taglia fuori definitivamente il nuovo centrodestra, laddove si tornerà al voto. Non è possibile che il simbolo della Lega Nord sia affiancato a quello dell'NCD, simbolo di un partito che ha scelto Renzi. Lo ha ribadito Salvini dopo l'odierna riunione della segreteria politica della Lega Nord. Parole che fanno alzare il livello della tensione con gli uomini di Alfano. Una cena fino a tarda notte tra due lombardi, guardando a Roma, decide cosa fare in Veneto. Non mi pare un messaggio bellissimo. Ma che tra Lega Nord e Forza Italia sia ancora un avvicinamento graduale lo conferma lo stesso Salvini a Milano. Forza Italia, a quanto ci hanno detto, ha deciso di essere all'opposizione. Questo ci riempie di gioia, ha detto Salvini. La facevamo da soli per troppi mesi questa guerra. Vediamo se la ritrovata opposizione sarà duratura o temporanea. Salvini ha messo sul tavolo con Berlusconi il nome del cavallo vincente Luca Zaia, dal quale non si può prescindere. Tutti d'accordo, ma Forza Italia in Veneto non è così sicura di dover fare a meno dell'NCD. Io credo che nessuno possa porre veti su nessuno, si discute di programmi e di progetti. È interesse del centrodestra presentarsi unito, è interesse della Lega avere ovviamente un partito moderato come Forza Italia, perché i veneti, ripeto, sono moderati, perché la Lega con noi ha un significato, senza di noi rischia di diventare una Lega molto spostata a destra o populista. Senza contare che le anime in casa Lega restano divise e i tosiani spingono per l'unica soluzione da tempo intravista come idea vincente. Bisognerà vedere se non è forse il caso che la Lega, forte anche del fatto che è l'unica vera forza di opposizione coerente e lineare, che quindi ha il consenso della gente perché la gente apprezza questa coerenza, non possa porsi come unica con dei contenitori, delle civiche, delle formazioni altre.